Si è chiuso ufficialmente sabato con una manifestazione al Teatro Pirandello Agrigento, capitale della cultura 2025, il passaggio del testimonial alla città dell'Aquila, designata per l'anno 2026. Presentato oggi il libro sul Teatro Pirandello di Agrigento, edito dalla casa editrice Giunti e scritto dal professor Fabio Zarbo. Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, chiede all'amministrazione comunale di aderire alla nuova rottamazione del governo nazionale. Oltre 20.000 le presenze a Raffadale al villaggio natalizio. Delusione dei tifosi del Palermo per il pareggio contro il Mantova. Vittoria per 5-0 dell'Akragas contro il Canicattini. Sconfitta la Castrum per 2-0 contro il Sambiase. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, lunedì 12 gennaio. Si è svolta sabato al Teatro Pirandello di Agrigento la cerimonia di chiusura di Agrigento, capitale della cultura 2025, che passa il testimonial alla città dell'Aquila, capitale 2026, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, il nostro servizio. Si è svolta sabato al Teatro Pirandello di Agrigento la cerimonia di chiusura di Capitale della Cultura 2025 che passa il testimonial alla città dell'Aquila, Capitale 2026. Un evento che ha visto la partecipazione dei vari organizzatori che hanno relazionato sui 44 progetti previsti, entrati in produzione e portati a compimento, tra cui eventi, mostre, festival, percorsi educativi, interventi artistici, attività di ricerca. Per la regione siciliana è intervenuto l'assessore Paolo Scarpinato, che ha sottolineato come la Sesta è stata al fianco di Agrigento, mettendo in atto quei principi unici che fanno sì che la cultura sia il cuore pulsante, il motore dello sviluppo e dell'identità di quest'isola. Tra i vari interventi, quello del presidente della Fondazione Teresa Cucinotta, che ha sottolineato come il 2025 è stato un anno di lavoro intenso, complesso e spesso faticoso, del direttore generale di Agrigento 2025, Giuseppe Parello, che ha affermato che alcuni progetti non si esauriscono con la fine del 2025, ma proseguiranno come patrimonio operativo della città e del territorio. Di Roberto Sciarratta, direttore del parco, che ha sottolineato come gli uffici del parco hanno operato intensamente sia a supporto della Fondazione Agrigento 2025 che come stazione appaltante dei progetti del dossier di candidatura. Quindi il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha formalmente consegnato il titolo al collega dell'Aquila Pierluigi Biondi, dichiarando: non è stata pensata come un semplice calendario di eventi, ma abbiamo lavorato per costruire un sistema culturale duraturo capace di connettere spazi, persone e iniziative. Sindaco, un bilancio di Agrigento 2025 che si è chiuso, abbiamo visto sabato una manifestazione con tutti i partner. Ecco, ci sono state anche delle critiche che si poteva fare di più. Ecco, dopo un anno di attività, un solo resoconto alla città. Ma per me il bilancio è più che positivo, le critiche ci sono sempre state e si poteva fare di più, però superare i 1110 eventi tra il dossier e gli eventi collatati penso che sarebbe stato ancora molto più difficile, superare le 66 mostre, anche questo penso che sarebbe stato difficile, e superare più di 50 libri presentati, anche questo penso che non sarebbe stato facile. Quindi per me il bilancio è più che positivo. È vero che a livello strutturale, a livello di servizi non si è fatto molto, ma è anche vero che i fondi e le economie erano state dedicate esclusivamente dai vari governi proprio per gli eventi, per le mostre, proprio per la cultura. Ma nonostante ciò, grazie anche ai fondi del PNRR, abbiamo già iniziato, qualche lavoro è anche stato completato, basta magari scendere nella frazione di Villa Seta e vedere che meraviglia è quel quartiere. Altre iniziative sono state intraprese a livello strutturale, come altre riqualificazioni del centro storico. Inserisco pure la rete idrica. La rete idrica tutto sommato è un qualcosa di epocale a Agrigento, perché se ne è parlato da 40-50 anni ma non si era mai iniziato questo mega lavoro. Che dire, l'illuminazione
dello stadio Essaneto, anche questo si è sempre parlato da decenni, ma mai nessuno l'aveva realizzato, già i lavori sono iniziati, siamo in fase di completamento. Sono soddisfatto anche perché il 2025 si è concluso, ma non si è concluso l'anno della cultura, l'anno cultura di Agrigento sarà eterno. Io dico che è nata quella scintilla, abbiamo fatto scoppiare una scintilla dove tutti hanno colto qualcosa. E ringrazio l'associazione culturale locale perché in effetti hanno dato una grossa mano d'aiuto a tutti noi, all'amministrazione comunale, alla città stessa, e vedo che gli eventi continuano. Stamattina noi ci troviamo qui a presentare un libro sul teatro Pirandello, ci sono anche altri eventi in itinere, siamo in attesa anche del Mandorlagiore che quest'anno avrà un taglio anche diverso, ancora con molta più cultura al suo interno. E Agrigento è stata al centro dell'attenzione regionale, nazionale e internazionale. Sono molto soddisfatto. Che testimone ha lasciato all'Aquila? C'era anche il sindaco di L'Aquila. Ma io all'Aquila ho augurato anche per loro di affrontare quest'anno con tanta serenità, tanta competenza. È un territorio che merita l'aiuto di tutti perché è stato martoriato, vi ricordo, il pregresso terremoto, però sono stati bravi a riprendersi e continuano a riprendersi. L'Aquila è un cantiere, l'abbiamo visitato, è molto laboriosa e credono tanto in questo progetto. Sabato prossimo sarò con loro lì per la loro inaugurazione. Ha qualche rimpianto, sindaco, di qualcosa che magari si poteva fare durante Capitale della Cultura e non si è fatto? Sì, rimpianti ne ho tanti, però capite bene la lentezza burocratica è pazzesca, la carenza anche di personale, la carenza anche di economie è molto invalidante. Alla luce di questa esperienza si ricandida, sindaco, molti agrigentini ce lo chiedono, noi giriamo la domanda. Ma però non sono in grado di dare una risposta, sto valutando tante cose. E vi proponiamo adesso le interviste ai protagonisti di Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il direttore della Fondazione Giuseppe Parello. Agrigento, capitale della cultura 2025, si chiude un percorso che è stato lungo, difficile, ma è stato anche entusiasmante per i progetti che abbiamo portato avanti, per tutto quello che si è realizzato anche di contorno ai nostri progetti, più di 1000 eventi. E poi soprattutto per questo volere porre l'accento sulla cultura, che è una cultura che esalta il passato ma che è proiettata verso il futuro, con delle riflessioni che passano per i 4 elementi di Empedocle, aria, acqua, terra e fuoco, su quelli che sono le tematiche più attuali: la migrazione, la pace, la sostenibilità ambientale, le comunità, la trasformazione sociale. Quindi un importante messaggio che noi abbiamo lanciato da questa città e che andrà sicuramente a valorizzare tutto quello che è stato fatto, anche perché alcuni progetti, ben 22, continueranno anche nel 2026, cioè sono progetti come per esempio il premio letterario Mandrarossa, che sarà proseguito anche nell'anno successivo, in quest'anno, e che porterà sempre come indicazione il simbolo di Agrigento capitale, perché è partito da qua. Oppure, che ne so, il progetto che riguarda la via dei Gessi, oppure il progetto che riguarda Casa Diodoros, il progetto che riguarda anche l'aspetto le vie dei sapori, che poi tra l'altro sono stati valorizzati anche dal Presidente nell'ultimo discorso, per dire anche l'aspetto del cibo è un aspetto culturale molto importante che è stato da noi anche trattato. Quindi lasciamo il testimone all'Aquila, augurando appunto ogni successo anche a Capitale della Cultura 2026, ma contemporaneamente lasciamo un messaggio che questa Capitale della Cultura Agrigento non finisce certo nel 25, ma prosegua e renda sempre Agrigento capitale al centro sia della scena culturale nazionale che internazionale. La cultura non è solo dentro le mura, ma abbraccia
territori più ampi, compresa la città di Rieti. Mi aspetto un rinnovato spirito di orgoglio cittadino che recuperi attraverso l'identità e la memoria, la forza e la fiducia nei confronti del futuro, perché io credo che queste iniziative, quello che facciamo ogni giorno, debba avere un unico obiettivo, quello di costruire per i nostri giovani una terra più accogliente e che dia maggiori opportunità. Una rinascita per l'Aquila. L'Aquila è già rinata, la accompagniamo. Culturalmente dico. Culturalmente anche, l'Aquila è sempre stata viva, anche culturalmente, però questa è una cosa in più sicuramente. Un valore aggiunto. Un valore aggiunto importantissimo. Era uno degli obiettivi che ci si prefissava con la candidatura ad Agrigento Capitale della Cultura, cioè quella che attraverso un processo di costruzione e di realizzazione dei progetti si potessero realizzare delle iniziative che dessero corpo per gli anni a venire a tutto quello che è stato sperimentato e proposto nell'anno di Capitale della Cultura. L'avere avuto la possibilità di continuare con la metà dei progetti che sono stati presentati penso che sia un traguardo interessante e la cifra è anche relativa al fatto che i progetti hanno una loro autonomia funzionale, quindi continueranno ad esserci in una maniera autosostenuta, senza possibilità che possano in qualche modo essere abbandonati, perché sono degli investimenti che molti, anche imprenditori, non solo artisti o intellettuali del territorio, hanno fatto per sé, per il futuro e per cercare una via di sviluppo che si metta in fila rispetto a quello che è stato Agrigento con il suo passato, con il suo presente e speriamo anche con il suo futuro. Vediamo adesso una sintesi degli eventi realizzati nel corso dell'anno di Agrigento Capitale 2025, realizzati da Andrea Vanadia con il montaggio di Eleonora Cassaro. Ora è partito. Presentato stamani il volume dedicato al Teatro Pirandello di Agrigento, monumento nazionale e simbolo di cultura, realizzato dal professor Fabio Zarbo, i rappresentanti della casa editrice Giunti e le istituzioni. Fabio Zarbo, l'autore di questo libro, un libro che già era stato presentato l'anno scorso dalla scuola con cui avete lavorato insieme, cui lei
diciamo, è docente insieme alla collaborazione con la dirigente scolastica relativamente al Teatro Pirandello. Sì, in realtà l'anno scorso non è stato presentato il volume che viene presentato oggi, ma sono stati presentati il 9 aprile del 2024 gli esiti degli studi e delle ricerche condotte insieme ai miei alunni sul Teatro Pirandello presso archivi e biblioteche nell'ambito del progetto didattico educativo alla scoperta delle capitali italiane della cultura, realizzato in gemellaggio con alcuni licei di città italiane che sono già state capitali italiane della cultura, come Bergamo, Parma, Pesaro e L'Aquila, che lo sarà nel 2026. Gli esiti di questi studi sono poi confluiti in una visita virtuale a 360 gradi interattiva che è possibile effettuare accedendo al sito del Teatro Pirandello. Oggi invece si presenta il volume, che è un approfondimento personale delle ricerche e degli studi condotti insieme ai miei alunni, nel quale volume appunto viene illustrata la vita, la storia del Teatro Pirandello sin dalla sua costruzione fino ad arrivare agli ultimi 30 anni dopo la riapertura del 1925 e al 2025, l'anno in cui Agrigento è stata capitale italiana della cultura. Patrizia Pilato è tra gli autori di questa pubblicazione che interessa il Teatro Pirandello. Ovviamente come dirigente scolastica la scuola ha avuto il suo impegno. Sì, precisiamo, non sono un autore, ho curato diciamo la prefazione del libro perché questa prestigiosa opera che viene presentata oggi diciamo ha in sé molto del capitale umano del Liceo Leonardo, perché l'autore è il professore Zarbo, che è docente di storia dell'arte del Liceo Leonardo, che assieme ad un gruppo di brillanti studenti del nostro liceo ha condotto l'anno scorso un progetto che ha portato poi alla visita virtuale tour del liceo del Teatro Pirandello di Agrigento, che è un'operazione di tecnologia applicata alla valorizzazione del patrimonio, e da lì è partita anche l'idea appunto di curare una pubblicazione in questo senso. Quindi credo che la vera operazione per il liceo sia stata quella di dimostrare come il nostro è una scuola in cui il sapere non è statico, è un sapere che si interfaccia non solo con la tecnologia, ma anche e soprattutto che punta alla bellezza e dà agli studenti l'opportunità di vivere la scuola come un laboratorio di cittadinanza attiva, ma anche di consapevolezza storica. Quindi è un'operazione nella quale andare semplicemente orgogliosi, ed è un'operazione che ci stimola a guardare nuove sfide e nuovi orizzonti. Buongiorno, mi chiamo Francesco Zamichieli, sono un direttore di Giunti Editore e siamo molto orgogliosi e felici oggi di presentare questa pubblicazione ad Agrigento presso la prestigiosa sede di questo teatro. La pubblicazione, come potrete vedere, è fatta in maniera estremamente bella, piena di illustrazioni, con questo autore che è il professor Zarbo di grandissimo livello. Tutte le istituzioni locali hanno partecipato a pubblicare questo libro e Giunti è particolarmente orgogliosa di averlo fatto. Il libro è disponibile su Amazon e su tutte le principali piattaforme e-commerce, sarà distribuito sicuramente in tutte le librerie della Sicilia di Giunti Editore e anche sul territorio nazionale. Ecco, il valore aggiunto di questo libro, il Teatro Pirandello, avete deciso di sposare questa iniziativa? Il valore aggiunto è che era tantissimi anni che non esisteva una pubblicazione su questa fantastica realtà di Agrigento. È innegabile che è stato fatto anche a seguito di Agrigento Capitale della Cultura 2025 ed è un'opera editoriale veramente molto ben fatta che, secondo il nostro punto di vista, qualsiasi realtà come questa dovrebbe avere. Oggi è fatta in lingua italiana, noi in futuro proporremo anche un'edizione in lingua inglese perché possa essere a beneficio di tantissimi stranieri che vengono a visitare Agrigento e magari anche a visitare questo splendido teatro. Pensate di fare altre iniziative in merito alla nostra città, ad altri eventi, ad altre strutture presenti? Assolutamente sì, è iniziato questo rapporto col territorio che noi non vogliamo assolutamente abbandonare, anzi, come ha detto già anche il sindaco e la presidente della fondazione, Agrigento Capitale della Cultura è stata un'occasione per far ripartire tantissimi progetti culturali sul territorio, grazie anche al Parco della Valle dei Templi, ma non solo a quello, il mare, il cibo, la storia, i grandi scrittori di questo territorio e la popolazione che vive attualmente in questo nuovo territorio.
Sì, oggi è una giornata importante per la Fondazione Teatro Pirandello, per tutta la città di Agrigento, perché finalmente siamo riusciti a realizzare questo volume che parla del Teatro Pirandello dal punto di vista storico e architettonico, quindi un grande lavoro di ricerca storica presso l'Archivio di Stato, presso la Sovrintendenza, che ringraziamo. Un lavoro che nasce da una collaborazione che abbiamo fatto lo scorso anno con il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento e che voleva far conoscere il Teatro Pirandello dal punto di vista digitale, quindi abbiamo realizzato una visita virtuale che è online dal nostro sito, e da lì è partita l'idea di sviluppare un volume che parlasse del teatro. Grazie alla professoressa Pilato e al professore Zarbo, che è l'autore del libro, siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro che è stato riconosciuto per la sua validità dall'editore Giunti, che ha voluto produrre il libro e che sarà anche in vendita presso tutti gli store nazionali della Giunta Editore. Quindi per noi è un motivo di orgoglio, è una maniera per far conoscere meglio il teatro agli agrigentini, ma soprattutto a tutti i lettori d'Italia. E sull'adesione alla nuova rottamazione dal governo nazionale e sulla possibilità che anche il comune di Agrigento vi possa aderire, interviene oggi con un suo comunicato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Simone Gramaglia, che afferma: è una decisione che unisce buonsenso amministrativo e sensibilità sociale, perché consente all'ente di incassare risorse reali ai contribuenti, di chiudere situazioni pendenti con maggiore serenità. Confido, afferma Gramaglia, nella sensibilità e nella competenza dell'assessore al bilancio Patrizia Lisci affinché l'amministrazione predisponga al più presto la proposta di delibera di adesione. Non è una misura politica, ma è una scelta di responsabilità condivisa, fa bene ai conti pubblici e ai cittadini. Gramaglia aggiunge inoltre: la rottamazione quinques non è un condono, ma uno strumento di equilibrio e di giustizia amministrativa. Recuperare risorse certe è meglio che lasciare crediti irrecuperabili nei bilanci di domani. Nei prossimi giorni, conclude Gramaglia, presenterò un atto di indirizzo al fine di impegnare la Giunta su quanto, a mio avviso, debba essere fatto per i cittadini di Agrigento. Oltre 20.000 le presenze per il villaggio natalizio di Raffadali. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Grandi e bambini arrivati da ogni parte della Sicilia hanno preso parte alla magia del Natale nel più grande parco a tema della provincia di Agrigento a Raffadali. Il Christmas Village ha registrato oltre 20.000 presenze ed ha segnato un successo senza precedenti. Il villaggio natalizio, allestito all'interno dell'area di quello della gioventù, ha riportato in vita uno spazio rimasto inutilizzato per anni, trasformandolo in un punto di riferimento per le festività. Un'esperienza capace di coinvolgere famiglie, bambini, visitatori di tutte le età, attratti da un'offerta ricca e variegata. Spettacoli teatrali, mascotte, Babbo Natale, aree gioco, villaggi a tema e Luna Park hanno animato le giornate, regalando momenti di divertimento e suggestione a migliaia di persone. Numeri che hanno superato ogni aspettativa. Per il prossimo anno gli organizzatori stanno già lavorando ad un parco a tema ancora più grande con numerose novità, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un teatro più ampio per gli spettacoli natalizi e l'allargamento dell'area attraverso il recupero di altri spazi del villaggio della gioventù. Il Christmas Village ha rappresentato anche un importante volano economico per Raffadali, con numerosi ristoratori e pizzerie che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle serate di maggiore affluenza, contribuendo ad un indotto positivo per l'intero territorio provinciale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Silvio Cuffaro, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa e il ritorno in termini di immagine e partecipazione per la comunità. Grandissima soddisfazione, devo ringraziare gli organizzatori, il comune ha messo a disposizione l'area
per tutti coloro che hanno voluto fare polemica è un'area, una concessione a titolo gratuito, ma coloro che hanno organizzato la manifestazione hanno investito oltre 40.000 euro per mettere in sicurezza l'area dopo gli incendi che hanno danneggiato gran parte di quell'area che necessitava metterla in sicurezza, quindi di gratuito non c'è stato proprio nulla ed è bene che questo si sappia. Devo ringraziare gli organizzatori, persone hanno raggiunto il Raffadale da tutte le parti della Sicilia. Come prima esperienza io dico che è stata molto positiva, già stanno cominciando a lavorare e a programmare per la nuova programmazione del 2026-27 in cui già stanno programmando nuove iniziative per ampliare e dare una maggiore servizio a tutti coloro che verranno l'anno prossimo a questa manifestazione. E per la cronaca l'impatto è stato violento, tant'è che l'uomo ha sbattuto la testa a terra alla guida della vettura, una donna agrigentina, un pensionato di ultra 70 anni, di Agrigento è stato investito da una Fiat Panda mentre stava attraversando la strada davanti alla questura di Agrigento. Sul posto un'autoambulanza del 118 che ha immediatamente trasferito l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Avrebbe riportato un trauma cranico ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Scattato l'allarme sul luogo dell'incidente sono accorsi i poliziotti della sezione volante, i carabinieri della stazione di Agrigento e gli agenti della polizia municipale. Sono stati i vigili urbani ad occuparsi dei rilievi, mentre poliziotti e militari della viabilità. Il pensionato sarebbe stato travolto fuori dalle strisce pedonali. Alla guida di un'auto in stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all'assunzione di droga, all'Alte dei Carabinieri si è dato alla fuga, ma dopo un brevissimo inseguimento è stato fermato. Poi, una volta identificato, si è rifiutato di sottoporsi agli esami per accertare l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti, ma non è tutto, poiché a seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino non a norma. A finire nei guai è stato un 25enne agrigentino. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per rifiuto di sottoporsi ai test tossicologici e per porto abusivo di arma. A carico dell'automobilista è scattata anche la sospensione della patente di guida. Teatro del fatto avvenuto alcuni giorni fa nelle ore serali, il quartiere commerciale di Villaggio Mosè, mentre i militari dell'Arma erano impegnati in un giro di perlustrazione del territorio. In seguito all'attacco al Venezuela si è svolto a Palermo un sit-in del Coordinamento per la Pace e contro il riarmo. L'iniziativa ha espresso solidarietà ai popoli oppressi e la condanna ferma ad ogni forma di guerra e escalation militari. I colleghi di Palermo. Siamo per la pace e non la prepotenza, non contro l'ingerenza, diciamo, di altri stati su altri stati anche più poveri. Non bisogna fare valere la forza rispetto alle ragioni anche dopo, che siano i popoli a decidere le proprie sorti anche dopo. Questo è quello che noi chiediamo, perciò quindi non è che il problema tanto di difendere Maduro, difendere l'attuale situazione, diciamo, anche che c'era in Venezuela. Noi siamo contro l'ingerenza di altri stati nei confronti di altri, specialmente quando si utilizza la forza, diciamo, per abbattere altri stati più deboli. Trump non ha nessun diritto di sopraffare un altro Stato o a giudicare un uomo, deve lasciare giudicare a tutti coloro che ne hanno diritto. Questo, io sono qua per dire che sono per la pace, ma soprattutto perché nessuno deve sopraffare sull'altro. Per la pace, contro il riarmo e per la democrazia. La democrazia significa diritti e diritto, in questo caso diritto internazionale. Noi siamo in piazza chiaramente con forma di presidio per dire che bisogna difendere naturalmente tutti i popoli oppressi, difenderli dalle dittature, ma difenderli anche da una involuzione sul piano del diritto internazionale che ci porta all'Ottocento, quando, diciamo, gli stati diventano imperi e gli imperi danno vita a guerre coloniali.
non possiamo tornare indietro di 200 anni e abbiamo bisogno naturalmente di democrazie forti e abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini, perché ci sono cattivi leader, ma non dipende soltanto dai leader, ma dipende anche dai cittadini che si rassegnano, che non partecipano, che non si indignano. Quindi noi siamo qui anche in queste condizioni naturalmente meteo inclementi, però per dire che non ci rassegniamo, perché prima vengono i diritti delle persone e poi naturalmente il diritto internazionale e la pace. Io sono qui perché credo nel diritto internazionale, quindi non difendo Maduro, che è un dittatore, difendo il diritto dei popoli ad autodeterminarsi, e non è con la violenza di un altro dittatore come Trump che si risolvono le dispute internazionali. Abbiamo un sistema di tutela, un sistema di legge che certo non vuole tutelare il più forte che può invadere. Quindi io sono qui non tanto per la pace ma per la giustizia internazionale. Linea alla regia per la pubblicità. Il recente maltempo ha causato tanti danni e disagi sulla viabilità provinciale. I colleghi di Messina. Il maltempo che ha interessato nelle ultime ore il territorio della provincia di Messina ha causato numerosi disagi, in particolare lungo la rete viaria provinciale. Le forti raffiche di vento, unite alle intense precipitazioni, hanno determinato la caduta di diversi alberi sulla sede stradale, rendendo necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Le principali criticità si sono registrate lungo la strada provinciale 44, Campo Italia, e la strada provinciale 45, Curcuraci 4 Masse, dove la circolazione veicolare è risultata parzialmente compromessa dalla presenza di alberi e rami di grosse dimensioni sulla carreggiata. I cantonieri della città metropolitana di Messina sono intervenuti tempestivamente e hanno operato senza sosta per la rimozione del materiale vegetale e il ripristino delle normali condizioni di viabilità. Le operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi meccanici e attrezzature specifiche, sono proseguite nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La città metropolitana di Messina mantiene attivo un costante monitoraggio del territorio ed è pronta a intervenire con tempestività su eventuali ulteriori criticità che dovessero emergere. L'obiettivo è ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza della circolazione stradale sull'intero territorio provinciale. Fabrizio Arena, presidente dell'associazione Laboratorio Zen Insieme, insiste sulla necessità di creare un tavolo tecnico permanente per il quartiere, negli ultimi mesi più spesso al centro purtroppo di episodi di cronaca. Una situazione davvero complessa, aggravata, ha sottolineato il Presidente, da un perdurare degrado che soffoca l'intera zona dello Zen. I colleghi di Palermo. Sembra che nonostante la buona volontà delle istituzioni, allo Zen si sia innescato un processo di non ritorno. Assolutamente sì, perché a parte la buona volontà da parte delle istituzioni, in questi mesi dobbiamo dire di non aver visto grande concretezza. Il quartiere è sotto i riflettori dai tragici fatti di Monreale in poi, è avvenuta una vera e propria escalation. Da quel momento in poi, come associazioni del territorio, insieme alle scuole e anche a vari altri servizi pubblici del quartiere, siamo stati convocati, consultati, abbiamo incontrato commissioni, parlamentari dell'ARS, siamo stati convocati in prefettura, abbiamo anche prodotto dei documenti, aspettandoci che dopo tanti mesi e vista l'urgenza del momento qualcosa di concreto si realizzasse. Invece non abbiamo visto nulla. Voi che avete il polso del territorio, fate volontariato là da tantissimi anni, come la stanno prendendo i residenti questa situazione così drammatica? Come ci si può aspettare che la prendano, cioè sono sempre più chiusi, spaventati e diffidenti, perché non solo sono vittime di una situazione che essi per primi subiscono, ma hanno in tutti i modi provato a tendere la mano e aspettarsi qualcosa da parte delle istituzioni di ogni ordine e rango e non è arrivato nulla. Ripeto, in questi mesi, nelle more che si realizzassero gli investimenti sulle grandi opere, che pure abbiamo sempre accolto come associazioni del territorio con un grande plauso, bastava semplicemente che le istituzioni in qualche modo dessero qualche segnale oltre a quello della
della repressione, mettendo in atto qualcosa che di fatto è la base del vivere civile, dal decoro urbano alla raccolta dell'immondizia, alla bonifica delle aree dissestate, alla bonifica dei marciapiedi e delle strade dissestate, alla accensione dei lampioni spenti e all'installazione di quelli mai messi. Lei pensi a una donna che torna a casa la sera in un quartiere di una città italiana, la quinta città d'Italia, e ancora deve temere per la propria incolumità perché c'è buio. Noi diciamo che adesso abbiamo smesso di chiedere, abbiamo smesso di aspettare per l'appunto, adesso pretendiamo come associazioni, anche insieme ai residenti a cui tentiamo di dar voce, pretendiamo che si facciano tutte quelle cose che erano già in ritardo mesi fa e che adesso devono immediatamente essere fatte, a cominciare da un tavolo permanente che metta a sedere sindaco, giunta, prefetto, questore, servizi sociali, scuole, associazioni del territorio e affronti tutti i problemi, dal minore al maggiore, a cominciare con l'Istituto Autonomo Case Popolari, dall'annoso problema dell'assegnazione delle case. Passiamo adesso alle notizie che riguardano lo sport. Delusione dei tifosi rossonero a fine gara per il pareggio contro il Mantova, una vittoria sfumata purtroppo nei minuti di recupero. È la prima volta che vedo il Palermo in diretta, ti posso dire sinceramente che il gioco non è dei migliori, abbiamo 2 o 3 buoni giocatori, per il resto l'allenatore Inzaghi mi sembra un po' modesto. Speriamo di arrivare tra i primi 4 e fare i playoff, perché il Frosinone e il Venezia sono più forti. Grazie. Onestamente il Palermo forse è stato un po' superiore nel possesso, poi il Mantova ha preso il pareggio alla fine, però allora sta più stretto a noi il pareggio. Per voi è stato un punto guadagnato secondo me. Grazie. Devo dire un vero peccato, perché comunque l'1-0 è un risultato rischioso ovviamente. Nel secondo tempo non si è giocato più di tanto, ci sono state anche molte azioni che ci siamo mangiati purtroppo. È un pareggio, lo possiamo accettare, era meglio portare i 3 punti a casa, però accettiamo e andiamo avanti. Testa alla prossima, sempre Forza Palermo. Delusione, potevamo portarla a casa, peccato, è andata così purtroppo. Speriamo nella prossima, dai. A Franti non ci sono parole, a Franti non ho nulla da dire, però ci abbiamo creduto fino alla fine, è sempre Forza Palermo. Male, veramente male. 80 minuti di niente sostanzialmente, e poi loro fortunati con un tiro che non si sa dove è uscito, però male, delusi. Allora, il gol al 96esimo, perché diciamo che c'è da dire, a parte la partita del primo tempo abbiamo giocato benissimo, sicuramente. Il secondo tempo non ho capito perché invece di spingere siamo completamente spariti. Poi il gol al 96esimo proprio è stato una mazzata, perché comunque diciamo anche chiudere con 1-0 sarebbe stato un bel risultato. Quello ci ha tagliato le gambe, sicuramente il 96esimo è il secondo tempo che siamo calati tantissimo. Poi per il resto i cambi diciamo che più o meno sono giusti alla fine. Pensavo di vedere più una partita, un Palermo frizzante, invece sottotono, speriamo nelle prossime. Purtroppo se le partite, soprattutto contro squadre almeno sulla carta di livello più basso, non si chiudono in tempo, il rischio è sempre quello. Poi la grande giocata può succedere, può capitare a tutti, l'ha pescata in questo caso il giocatore del Manto, ma sono dei meriti del Palermo secondo me. È una partita da chiudere prima e le occasioni ci sono state in abbondanza. Avevamo la partita diciamo quasi in mano, però poi purtroppo è successo quello che è successo. La partita purtroppo ormai non dura più 90 minuti, noi abbiamo fatto la nostra partita, però alla fine la squadra ha insistito senza ottenere nulla, però poi questo Eurogol, perché in effetti lo definiamo un bel gol veramente, quindi ha portato a casa il Mantova un punto, però noi abbiamo fatto tanti chilometri, ci siamo divertiti e noi comunque ci crediamo. Peccato, perché i 3 punti sono importanti. Il primo tempo c'è stata una bella partita, una bella squadra. Il secondo tempo forse siamo arretrati un po' di più, troppo. E poi, come nel calcio capita purtroppo spesso, gol sbagliato, gol subito. Dai, ce la rifaremo anche la prossima contro lo Spezia in casa. Dovevamo chiuderla e invece abbiamo preso il gol. Ma io lo sapevo che andava così. 5 gol fatti ci siamo mangiati.
Vittoria dell'Akragas per 5-0 che travolge il Canicattini allo stadio di Aragona. La intervista. Vizzini, bene, siamo sulla buona strada. Oggi ancora una buona prestazione in questo 2026. Vittoria rotonda e di gruppo. E di gruppo. Dobbiamo continuare così come stiamo facendo nel girone di ritorno. Ogni gara per noi è una finale, perché dobbiamo rincorrere e non dobbiamo volare fino all'ultimo. Come abbiamo fatto oggi, devo fare complimenti a tutti i miei compagni perché giochiamo veramente da squadra, da gruppo, un gruppo unito. Io che sono nuovo ho trovato veramente prima dei calciatori dei uomini nello spogliatoio. Oggi troppa Akragas per questo Canicattini? Siamo questi, non c'entra il Canicattini, siamo questi qua, dobbiamo dimostrarlo ogni domenica perché siamo questi. Bene anche i giovani, Messina, seconda gara titolare, sei soddisfatto? Sì, stiamo lavorando sempre per raggiungere il nostro obiettivo, che è ovviamente la promozione, ci alleniamo giorno dopo giorno sempre per dare il massimo. Finita male, molto male per voi, un pesante 5-0, anche all'andata era andata così, ecco, che differenze trovi tra la partita dell'andata e quella del ritorno? No, sapevamo che comunque incontravamo una squadra di tutto rispetto, destinata a vincere il campionato. Siamo venuti qua a giocarci una partita a viso aperto, classe molto attiva, molto agguerrita. Noi siamo venuti qui a farci la nostra partita, sapevamo che era uno scontro difficile, che dire, ci faremo trovare pronti per la prossima partita col Frigentini, daremo tutto per cercare di arrivare ai playoff in una forma giusta. La classifica adesso dice Priolo in testa, Akragas che insegue, tu cosa dici, Priolo o Akragas? Secondo me, a dire la mia, l'Akragas è una squadra costruita cioè non è una squadra secondo me per questa categoria, la categoria è molto bugiarda per quest'Akragas, che dire, che vinca il migliore. Presidente, questo 2026 dice 3 vittorie su 3, vittorie importanti e vittorie anche ampie come quelle di oggi, te l'aspettavi un inizio così? Sì, me l'aspettavo, l'avevo già detto in una passata intervista, ti ricordi quando avevamo fatto diciamo, quell'intervista dove vi dissi che Spartacus non era il più forte di tutti, cadeva anche lui, noi eravamo caduti, però ci siamo alzati e non è un segreto, dico, noi ci crediamo, stiamo correndo per la vittoria di questo campionato. Noi stiamo facendo bene, c'è qualche altro che sta facendo benissimo, però noi non molliamo. Oggi è stata una partita stratosferica, carattere, voglia di vincere sprizzava da tutti i pori, quindi va bene così. A proposito di qualcuno che sta facendo benissimo, il Priolo ha una media da fare paura. Priolo ha una media da fare paura, sì, facciamo i complimenti al Priolo, una bella squadra, però il campionato è lungo, ancora il campionato è lungo. Così percepisce con questo cambio di passo Spartacus si è rialzato e come? Spartacus si è rialzato e ha voglia di vincere, quindi noi faremo il nostro, cioè, quindi cercheremo di stare sempre al passo. Ovviamente siamo a 5 punti di distanza rispetto al Priolo, però se non perdiamo... Grazie Presidente. Dai. Nuova sconfitta del Castrum Favara che perde per 2-0 contro il Sambiase. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Brutto scivolone interno della Castrum Favara, battuta da un forte Sambiase, squadra tecnica e ben organizzata in tutti i reparti. I tifosi, dopo le 2 sconfitte consecutive a Reggio Calabria e Enna, si erano stretti attorno alla squadra sperando in una prova di carattere e un ritorno a far punti. Ed invece sono mancati punti e prestazione. La squadra paralizzata, timorosa nei passaggi, slegata nei reparti e a sprazzi pure rassegnata. Un atteggiamento che a fine partita è stato anche segnato da qualche fischio dalla tribuna e soprattutto da un lungo faccia a faccia in curva tra tifosi organizzati, tecnico e giocatori. Una contestazione non aggressiva nei confronti della squadra, ma una richiesta alla società di prendere provvedimenti per cambiare la rotta.
In un momento di scoramento e di nervosismo la società ha blindato i tesserati a non rilasciare dichiarazioni. Oggi ci sarà una riunione dirigenziale per esaminare a freddo il momento negativo e prendere eventuali provvedimenti. Tra gli scenari aperti, una ulteriore fiducia al gruppo, un cambio tecnico, un ritorno al mercato. La Sambiase intanto ringrazia e porta in Calabria 3 punti preziosi e pesanti. La cronaca vede la prima occasione al quarto d'ora, il vantaggio subito della squadra ospite con l'ex Ciccio Palermo. Calcio d'angolo, il pallone che attraversa l'area, l'uscita non felice del portiere, la deviazione e Colombatti è lesto a buttare la palla nel sacco. Gli ospiti al 25esimo sfiorano anche il raddoppio approfittando di una Castrum distratta. Al 35esimo è ancora il Sambiase a rendersi pericoloso, mentre i gialloblu sono fermi sulle gambe, quasi a temere di sbagliare. Prima dell'intervallo il raddoppio, Sueva ruba palla sulla tre quarti, si invola tutto solo verso Di Silverio e lo batte in uscita. Nella ripresa mister Terranova cambia volto alla squadra con 3 sostituzioni immediate. L'avvio della ripresa è di Marca Favarese, all'8° un gran tiro di piazza costringe il portiere ospite a una respinta difficile. All'11° lo stesso estremo difensore si supera deviando in angolo un vero e proprio missile del neoacquisto Scolaro. È il momento migliore dei locali che creano ma non ne concretizzano. Con il passare del tempo però la spinta offensiva si affievolisce e la partita termina con il doppio vantaggio della Sambiase. Adesso vediamo un servizio sul Museo regionale di Messina realizzato dai colleghi. È uno dei poli culturali più importanti della Sicilia orientale e rappresenta, oggi più che mai, un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio artistico dello Stretto. Il Museo regionale a Cascina di Messina custodisce secoli di storia, arte e identità, raccontando le vicende di una città segnata da terremoti, ricostruzioni e rinascite. Il museo accoglie il visitatore in un percorso espositivo ampio e razionale, progettato per restituire dignità e continuità alle opere sopravvissute alla devastazione del sisma del 1908. Una collezione che attraversa il Medioevo, il Rinascimento e l'età moderna, offrendo uno spaccato unico della produzione artistica siciliana e mediterranea. Tra i capolavori più celebri spiccano le 2 monumentali tele di Caravaggio, La Resurrezione di Lazzaro e L'Adorazione dei Pastori, testimonianza del soggiorno messinese del maestro lombardo e fulcro dell'intero percorso museale. Accanto a esse opere di Antonello Caggini, Francesco Laurana e artisti della scuola messinese restituiscono la ricchezza di una tradizione artistica che per secoli ha dialogato con Napoli, Roma e il mondo iberico. Il museo non è solo spazio di conservazione ma anche luogo di ricerca e divulgazione. Mostre temporanee, attività didattiche e iniziative culturali contribuiscono a rendere l'istituzione un presidio vivo, capace di coinvolgere cittadini, studenti e turisti. In questo senso il Museo regionale di Messina si inserisce in una più ampia strategia di rilancio culturale della città, puntando sulla qualità dell'offerta e sull'integrazione con il territorio. Fondamentale inoltre il ruolo del museo della ricostruzione della memoria collettiva. Molte opere provengono da chiese e edifici distrutti o radicalmente trasformati e rappresentano oggi l'unica traccia visibile di un patrimonio perduto. Un museo che diventa così archivio della città e custode della sua identità più profonda. In un contesto spesso penalizzato da carenze infrastrutturali e da una promozione ancora insufficiente, il Museo regionale di Messina resta una risorsa strategica, un luogo che merita maggiore attenzione e che conferma come la cultura possa essere motore di sviluppo, conoscenza e orgoglio civico. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, perché alla Smart TV in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.